È il parco più bello di Treviso, quello di Villa Manfrin, che rischia però di essere inaccessibile per le persone con disabilità in carrozzina per colpa di questi 3 gradini. A mettere in evidenza il problema Andrea Girotto, che vive a 2 passi da qui e che qualche giorno fa ha dovuto aiutare alcune persone in sedia a rotelle ad accedere al parco. Era una comitiva di disabili, tra l'altro, e che ovviamente i commenti che ho sentito erano per il punto che vergogna, insomma. Per fare quel gradino con la persona sopra disabile, non potendo farla scendere, bisogna sollevarla quasi di peso, insomma. Girotto ha voluto raccontare quanto accaduto con una foto sulla pagina Facebook della Bella Treviso, specificando che è un problema che va avanti da anni e che lui personalmente si trova ad affrontare molto spesso. Io ho un bambino di 7 mesi, 8 mesi quasi, e ogni volta che passo per il parco, perché abito lì vicino, passo volentieri per il parco, ma devo fare sempre quegli scalini. Eppure, proprio a ridosso dei gradini esiste già una rampa che potrebbe essere facilmente utilizzata da sedie a rotelle e passeggini. La rampa è chiusa da una catena e da un portabiciclette, che non ho mai capito perché questa cosa, perché la rampa c'è. Nessuna polemica, sottolinea Andrea Girotto, solo un appello perché questa barriera architettonica venga presto eliminata. Che intervengano subito, perché si fa secondo me a costo zero e senza spendere un euro. Quindi o liberano la rampa che già c'è, oppure fanno delle piccole rampe per raccordare quei 2 gradini. È una cosa talmente banale che non ho capito perché non l'abbiamo ancora fatta dopo tanti anni.